La squadra di Giovanni Falsone portò a casa 3 punti ieri nella partita disputata contro il Camarat all'Esseneto. Finisce infatti 4-1 l'incontro recuperato che era stato sospeso a causa dell'allerta meteo in provincia. I gol sono stati realizzati da Armenio al 26esimo che segna grazie a un colpo di testa e riesce a violare la rete del portiere Schembri. Ma nulla può la risposta del Camarat, anzi l'Olimpica Akragas va nuovamente in rete a opera di Puccio, sempre di testa grazie a un corner concessoci e sempre Puccio al 41esimo segna la terza rete mettendo così il risultato al sicuro. Ma arriva ora anche il gol della bandiera per il Camarat che al 43esimo grazie a un'azione ben combinata riesce a sforare la porta di Casella. Ma l'Olimpica non si ferma, ormai è padrona del gioco e il capitano Cassaldo va in rete segnando il gol del 4-1 al 90esimo. Da sottolineare la buona prestazione del portiere Casella che torna dopo anni in campo, distinguendosi particolarmente nel corso della partita. Bravo anche il numero 2 Musa che è stato una sicurezza nella difesa, ma che ha saputo anche proporre gioco con inventiva e carattere. Giovanni Falsone è una vittoria abbastanza roboante, però c'è stato un inizio un pochettino pauroso, anche perché il Camarat aveva rischiato di andare subito in vantaggio. Sì, se dobbiamo trovare sempre il pelo nell'uovo lo andiamo a trovare anche là. C'è stato un nostro errore, l'unica azione dei gol diciamo, che hanno fatto nel primo tempo, però dico c'era un po' di timore perché la tua domanda è giustissima, c'era un po' di timore perché venivamo da questo pareggio, anche se meritavamo di vincere la partita ci siamo mangiati tantissime gol, però c'era un po' di paura davanti al proprio pubblico e cercare di fare meglio di domenica. Dopo il primo gol poi la squadra si è sciolta. Sì, dopo il primo gol magari siamo andati, di solito è sempre così, anche domenica dopo il primo gol potevamo fare il secondo e il terzo, questa volta siamo stati più fortunati sui calci piazzati a fare gol. Domenica non ci siamo riusciti. Però. Il debutto di Casella in porta ha dato grande esperienza all'intera retroguardia. Sì, magari qualcuno si chiede come mai non l'hanno cercato prima, noi onestamente è stato fino dalla prima giornata abbiamo cercato a Gino, però per problemi di lavoro non è venuto quasi mai. Però ora ha capito veramente che avevamo bisogno, chi meglio di lui che ha un cuore granata, è uno che è molto affezionato a questi colori, chi meglio di lui oggi poteva rappresentare questa squadra, è uno dei più anziani, sicuramente io l'ho sempre detto, l'Akragas può diventare forte, può diventare di nuovo gloriosa se ci sono gli agrigentini che si mettono davanti a tutti. Oggi Gino l'ha fatto, ci ha messo la faccia con grande impegno, ha giocato benissimo e sono molto contento, lo ringrazio pubblicamente e speriamo che succeda così anche per altri ruoli. Una sconfitta un po' pesantuccia, cosa possiamo dire a discolpa dei tuoi ragazzi? Ma niente, in effetti il risultato per quello che si è visto in campo è un po' esagerato. I ragazzi ad oggi stanno disputando 3 gare a settimana, a lunedì la Juniores, mercoledì la Coppa o il recupero, la domenica il campionato. Purtroppo non posso chiedere più di tanto, anzi c'è da ammirarli per la voglia e la determinazione che danno partita dopo partita. Io un po' sono risentito, lo dico qua, è giusto che mi ascoltano, con chi sta organizzando il campionato juniores. Non può, se uno chiede di rinviare una partita, perché noi oggi c'era una partita, ieri abbiamo fatto un'altra partita, domenica abbiamo un'altra partita, mercoledì c'è il Misilmeri di Coppa, domenica poi c'è la partita di campionato, lunedì juniores, mercoledì devo recuperare il Villabate, domenica ancora campionato e lunedì ancora juniores. Io ho una rosa di 13 ragazzi, ho chiesto a titolo di favore se era possibile rinviare la partita di lunedì, non l'hanno voluto rinviare, però era importante che se li chiamano nella rappresentativa. Devono fare anche interessi della società, noi siamo un piccolo paesino dove abbiamo poche risorse economiche e anche sul lato dei calciatori, ci vuole un po' di riposo, un po' di rispetto. Devo ringraziare i ragazzi che oggi in 12 hanno dato l'anima, abbiamo dato testa a un Akragas ben messa in campo e di gente di valore, come vedete nel momento in cui ci siamo distratti hanno fatto subito 3 gol, ma più di questo non posso chiedere. E ora devo rimboccarmi le maniche e devo pensare già domenica con la Libertas e mercoledì con la Coppa, sempre con gli stessi ragazzi.